pari, 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 pari. Persegui sul filo dell'onda, radio nostra che accende la sonda, polpa dolce che sembra un bacio, nocciolo duro, diritto in faccia. C'è Davide che incastra le frasi, fa domande che pungono quasi. Roberto rilancia, sorride, scava sotto le frasi tranquille. E alla regia c'è Gianluigi che sorveglia i respiri e i litigi. Un pulsante silenzio sospeso, un sorriso ed è fuoco acceso. Persegui, metti a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Persegui, che ti prende per la giacca, ti fa ridere e poi spiazza qui su Radio Nostra. Eccoci. Eccoci qui, buonasera a tutti, seconda puntata di Persegui, con me oggi c'è Roberto. Ciao Roberto. Allora, vedete già nell'immagine il nostro ospite che nasce a Mottola in provincia di Taranto il 14 novembre 1981 e si trasferisce a Chioggia dove studia e consegue il diploma nautico. Proprio a Chioggia inizia un percorso che parte dal mondo del lavoro manuale tra pesca, cantieristica navale e industria fino ad arrivare alle istituzioni, configurando una figura politica profondamente legata al territorio e alle sue realtà produttive. Nel 2011 è consigliere comunale a Chioggia e rimane fino a quest'anno, ancora oggi è consigliere comunale a Chioggia, un impegno che l'ha portato anche a ricoprire ruoli sindacali alla CGIL e incarichi nel Partito Democratico, fino all'ingresso in Consiglio regionale. Con lui parleremo di lavoro, ambiente, Veneto e futuro. Abbiamo con noi Jonathan Montanariello, consigliere regionale del Veneto per il Partito Democratico. Buonasera Jonathan. Buonasera Gianluigi, buonasera Roberto. Ecco qua. Bene, Jonathan, rompiamo il ghiaccio. Cosa hai mangiato oggi? Un pranzo veloce da politico o una qualcosa che sa di casa? Ho saltato il pranzo perché ho finito questa notte alle 3 di scrivere gli emendamenti del documento di economia e finanza. Questa mattina una colazione veloce e sono appena rientrato a casa per il collegamento, quindi non ho pranzato e finito riparto per la salute a San Stino, quindi penso che farò pasto unico, un boccone in autogrill per strada, un panino, un tramezzino, quello che trovo nel bancone. Perfetto, incominciamo allora. Jonathan, tu di pesca te ne intendi perché sei sempre stato vicino e nella scorsa legislatura ti sei molto impegnato sulla pesca, ma la situazione della pesca nell'Alto Adriatico è arrivata a un punto di svolta drammatico ormai. Non si tratta più di una sola crisi climatica, ma di una vera e propria debacche dell'ecosistema. Jonathan, qual è secondo te il limite oltre il quale la pesca artigianale non sarà più sostenibile in questo mare? Diciamo che la pesca sta subendo una crisi dietro l'altra, no? Partiamo dal granchio blu, arriviamo adesso alla crisi del lupino di mare, domani c'è un tavolo che abbiamo in giunta per la crisi del caro gasolio. Io credo che in questi anni c'è stato un po' una caccia ai fantasmi, cioè noi abbiamo continuato a dire che la colpa era dei pescatori, dimenticando che la flotta negli ultimi 20 anni si è dimezzata e gli sforzi di pesca sono nettamente diminuiti. Il peschereccio non fa più 6 giorni, fa la settimana corta che è 3. Quindi in qualche modo abbiamo, per nascondere i veri problemi che sono legati all'ambiente e al clima, tentato di dare la colpa ad una categoria che in realtà oggi con i fatti ci dimostra che non era colpevole di quanto stesse accadendo. I due maggiori momenti nel nostro mare, diciamo, li abbiamo toccati con l'Acqua Granda a Venezia e col Vaia. Perché? Perché molto spesso è facile vedere quando c'è qualcosa come il Vaia o con l'Acqua Granda quello che avviene sopra,
ma dimentichiamo che sotto c'è un altro mondo dove avviene la stessa cosa che però non si vede. Quindi il Vaia, ad esempio, ha portato tutto ciò che esisteva nei fiumi di rifiuti organici e non, tutto essere scaricato tramite le foci dei fiumi nel mare, compresa tanta acqua dolce, ma compresi anche tanti rifiuti. Quando avviene l'acqua granda, vuol dire che tu prendi tutto ciò che c'è di sporco all'interno di centinaia di chilometri e si riversa in modo massiccio tutto quanto in mare, così come quando ci sono le piogge torrenziali che puliscono i campi dove spesso si usano trattamenti fitosanitari e riporta tutto in mare. Ricordiamoci che tutti questi elementi hanno compromesso sia la temperatura dell'acqua, ma è un dato ISPRA, che sia alcuni elementi che molto spesso è difficile dire perché c'è sempre lo spettro di dire ma volete dire che il nostro mare è inquinato? No, nessuno dice che il nostro mare è inquinato, ma è evidente che per la sensibilità di alcuni prodotti c'è stata un'alterazione dell'ecosistema che è l'unica spiegazione, visto che pescatori dicevamo prima i motivi per cui non possono essere nella colpa. Io credo che oggi la pesca non potrà più essere la pesca di prima. Noi dovremmo ragionare con un sistema di pesca che vedrà una riduzione nel numero dei mezzi, motivo per cui stiamo lavorando con il Ministero come Regione per provare a vedere se ad esempio le imbarcazioni del lupino di mare, le vongolare, possano subire un'eventuale rottamazione. Come? Siccome la rottamazione viene pagata con i GT, i pescherecci hanno che loro lo strascico subisce il taglio e quindi hanno un certo ritorno economico perché hanno tanti GT. La barca di pesca artigianale, di piccola pesca, del vongolaro di mare, no. Siccome rappresenta per questi soggetti che hanno lavorato una vita la loro azienda, la loro pensione, è giusto trovare il modo che se si ragiona su un taglio si possa avere un ritorno economico. Quindi noi dovremmo ragionare su una pesca fatta con la famosa quarta e quinta gamba, sesta gamba, cioè ragionare su una pesca più ridotta, magari pensando che anche le risorse del mare incominciano ad essere diverse, quindi ragionare magari sulla qualità e non sulla quantità, sapendo che ci debba essere anche nel mondo della pesca una visione futura, come è stato fatto anni fa, chi ha declinato al pescaturismo per dire, così oggi pensare che ci possano essere nuovi approcci che oggi noi ancora non contempliamo. Ad esempio, se valutiamo nella laguna di Venezia, fino al delta del Po c'è una forte espansione della produzione dell'ostrica. Anni fa era impensabile, oggi dobbiamo vedere che visto che i nutrienti della laguna la fanno crescere molto più velocemente, ad esempio la Girardot cresce molto più velocemente da noi che in Francia, pensare a percorrere quello. Ci sono delle aziende nel Veneto che hanno cominciato a commercializzare il cefalo. Anni fa il cefalo era un pesce quasi non pescato per la sua carenza di mercato. Oggi pescato e lavorato in un certo modo rappresenta un orizzonte e un segmento di mercato. Quindi la pesca in confronto ad anni fa è cambiata. Non sarà più la pesca di prima perché c'è il tema del ricambio generazionale. Perché oggi chi va a fare il pescatore non può andare in malattia perché se va in malattia deve essere sbarcato. Se fa il fermo biologico lo obbligano 2 mesi a non lavorare e i soldi gli arrivano dopo 2 anni. Quindi è evidente che non è più un lavoro attrattivo perché è un lavoro di fatica che non dà nessuna garanzia, non è attrattivo, dopo ci mettiamo anche le crisi. E quindi riduzione nel ricambio generazionale in crisi, chi oggi fa il pescatore storicamente va in pensione, non ha chi compra i loro mezzi fa, dovremmo ragionare anche per questioni sociali su una flotta più ridotta che dovrà pensare alla qualità e dovremmo pensare anche che c'è un altro orizzonte da conquistare, che quale? Quello dei nuovi prodotti che vengono avanti, quello della trasformazione, chiudendo il granchio blu in alcune parti del mondo è stato visto come un elemento di ricchezza che lavora da noi no perché siamo su un altro mercato economico, però noi abbiamo altri elementi che ci portano a questo. E quindi la pesca è in profonda mutazione non solo per le questioni climatiche ma anche per quelle sociali. Quindi l'orizzonte qual è? Una pesca più ridotta, di maggiore qualità e che vede molto più a un prodotto che incomincia a farsi una filiera interna di trasformazione e lavorazione. Un attimo sulla pesca, volevo chiederti, appunto, parlavi dei cambiamenti climatici, questi cambiamenti fa sì che anche il riscaldamento dei mari aumenta e quindi ci siano anche nuove specie in mare. E quindi è da rivedere anche questa parte qua, insomma, i pescatori devono un po' reinventarsi anche nuovi prodotti.
Ma diciamo che il tema delle nuove specie è un po' sempre esistito, cioè non so se vi ricordate negli anni fine 90, inizio 2000 abbiamo avuto il merluzzo pazzo, se vi ricordate. Dopo c'è stato il gambero americano, Mm. se vi ricordate, ora arriviamo al granchio blu, ieri sentivo che c'era il granchio rosso. Diciamo però quelli sono elementi che oggi in un mondo, dal punto di vista, in una laguna estremamente antropizzata dall'uomo con i suoi allevamenti, viene percepito di più. Però generalmente poi il mare trova sempre i suoi equilibri. Se voi pensate che le seppie erano sparite, 3 anni fa è stato l'anno del boom delle seppie, le orate erano merce rara, l'anno scorso è stato il periodo delle orate, la mazzangola era sparita, la trovavi a 22, a 24, adesso la trovi a 8, a 9. Quindi il mare ha una capacità di autoriproduzione che si adatta anche al cambiamento climatico. È l'uomo che deve instaurare un'economia basata su investimenti che non ha la velocità della natura di riadattarsi. E quindi se io mi attivo per fare il vivaio di caparossoli, è evidente che se domani il nuovo orizzonte della laguna è l'ostrica, la natura si può riadattare, ma l'investimento dell'uomo no. Per questo il tema di avere un sistema più elastico e che guarda a più elementi può permetterti anche di fronte a quelle che sono le specie aliene che ci sono e ci saranno. Dopo io credo che c'è anche un problema che hanno i pescatori, lo dico da ambientalista convinto, sia chiaro. Noi facciamo i conti con un'ideologia che può essere giusta se adottata da tutti, diventa sbagliata se adottata solo da noi. Cioè, faccio l'esempio. È inutile che io non posso adottare degli strumenti di pesca e non posso prendere del pesce se dopo fa qualche miglio arrivo in Croazia e ci sono dei modi di pescare da me non consentiti che consentono di prendere quello che io non ho preso. Ad esempio, noi parliamo tanto del perché il pesce. Ho assistito a un convegno bellissimo dove ci spiegava, ad esempio, un professore, un luminare, ci spiegava che la soiola nasce con gli occhi attaccati, dritta, dopo si divide, uno scienziato. Ad esempio, anni fa il tonno veniva pescato. Oggi c'è una questione di quote dove il tonno è quasi impossibile, diciamo, da pescare, se no con la quota bottina. Avere degli stock enormi di tonno che attraversano il nostro mare e mangiano decine di chili di pesce al giorno. Decine di chili. Noi ci andiamo ad arrabbiare col pescatore che prende le 4 seppioline che non potrebbe prendere, sia chiaro, o che pesca le 2 oratine sulla barchetta, e non pensiamo che loro mangiano decine di chili di pesce, tu non puoi prenderli, dopo arrivano magari giù dove ci sono le quote in Sicilia o in Tunisia o in quelle parti là e li prendono tutti. E quindi è Certo. evidente che è giusto non prenderlo, ma non può essere che quello che non prendo io nel mio mare cresce e si ingrassa, lo prendo da un'altra parte. Così come il tema del cormorano. Cioè noi dobbiamo prendere atto oggi che un cormorano mangia tanto pesce, abbiamo stuoli enormi di cormorano e quello è un elemento naturale che porta nell'ecosistema della natura la riduzione del pesce, cioè non è sempre, a volte anche la stessa natura che si adatta su questo, così come nell'agricoltura provate a Certo. pensare se uno stormo parlate con un agricoltore, uno stormo di anatre si poggia sul tuo campo, ti viene da piangere e non lascia più niente. Quindi anche la stessa natura che a volte fa contrarre il suo prodotto. Ripeto, io credo che sia giusto tutelarlo, però dovrebbero fare gli altri. Cioè se io non posso usare un tipo di pesca e lo usano al di là della mia costa, credo che ci vorrebbe una normativa. Sì, una normativa degli accordi, un po' come ci sono appunto come ci sono gli accordi europei come ci sono nelle agricolture. Dai mari passiamo ai monti. Jonathan, con un canone di disponibilità che svuota le casse regionali ogni anno, parliamo della pedemontana, ci dici quanto costa realmente questa strada d'oro ad ogni singola famiglia veneta e quali servizi sociali e sanitari state vedendo sacrificati per coprire appunto i debiti di questo contratto? Allora, quanto costa la strada non lo sa neanche Zaia che l'ha fatta, tanto per capirci, perché noi siamo in Veneto talmente amanti dell'impresa che siamo l'unico caso, credo, al mondo che ci siamo adottati il rischio di impresa su un'opera che costa più di 2 miliardi. Cioè, come funziona la pedemontana? Tutte le altre strade in progetto di finanza, proposte, seguito l'iter, realizzate,
il privato le realizza una concessione per 8 anni e si prende il pedaggio. Un po' come il passante con CAV, che è privata, ma sempre a partecipazione di soggetti pubblici, ANAS e Regione, quindi privata sotto l'aspetto, diciamo, del bilancio, con bilancio proprio, no? Si sta pagando il mutuo con il suo canone. In Pedemontana noi abbiamo detto invece, io ti pago la quota fissa di ammortamento del debito, tu mi dai i pedaggi come regione, quindi tu privato che realizzi ti dai il tuo fisso e te entra ogni mese la tua spesa, io mi accollo il rischio d'impresa. La realtà qual è? Che la regione nel suo bilancio ha circa 17 miliardi, ma in realtà la regione muove poco del suo bilancio perché sono tutti fondi vincolati, cioè i 430 milioni del trasporto vengono per dare Fondo Nazionale Trasporti per dare a TPL, i 10,6 miliardi che vengono per la sanità, 10,3 di gettito del Fondo Sanitario Nazionale vengono per dare alla sanità. La regione, tanto per capirci, negli ultimi bilanci aveva una disponibilità di risorse proprie, quindi non fondi vincolati, su 17 miliardi di dato aggregato, comprese le proprie partecipate, quindi parliamo di bilancio consolidato, su 17 miliardi la regione aveva 17-20 milioni di risorse a libera destinazione. Perché? Perché poi attingiamo a tanti mutui, adesso... Se tu su un bilancio che è 17 milioni a libera destinazione ne devi pagare 46, 50, 54 di disavanzo della Pedemontana, è evidente che in una logica ragioneristica dove nel bilancio tutto finanzia tutto, tu stai dicendo che se hai 17 milioni a libera destinazione, ne devi trovare per arrivare, come è successo anni fa, a 30, 40, 50 per andare a pari col debito che hai. Quindi vuol dire bloccare ogni iniziativa di bilancio. E dopo ci spieghiamo perché la sanità territoriale non è finanziata con fondi regionali, perché chiudiamo i consultori, perché non mettiamo soldi ai centri antiviolenza, perché non paghiamo le borse di studio agli aventi diritto, perché non mettiamo soldi propri sul trasporto pubblico locale, aggiriamo solo quelli nazionali, perché non facciamo investimenti su infrastrutture che servono. Quindi non è cosa, è il blocco totale del bilancio. Cioè tu arrivi con 17 milioni e devi trovare 50. Gli altri anni abbiamo retto come? Una volta chiedendo a CAV 34 milioni, una volta chiedendo a CAV 16 milioni e quindi dilapidando il tesoretto. L'anno scorso abbiamo aumentato l'IRAP e pian pianino dove si arriverà? Boh, ma il tema vero della Pedemontana, e sono due messaggi che lancio. Uno, al netto se serve o no, la mia domanda è, siccome un debito che durerà 30-39 anni mi pare, e lo chiamo debito perché oggi un debito, domani non lo sarà più, non lo chiamerò più così. Quanto stiamo ipotecando noi del futuro infrastrutturale della regione Veneto per i prossimi 39 anni? Perché pagare tutto sulla Pedemontana vuol dire che domani la SP59 che va a casa di Roberto Accaorle mino Goische per metterla a posto, anche se ora non può dire mai SP, no, è passata alla regione con la riclassificazione, perché non può dire mai SP. Boh. Due, quest'anno noi, siccome non bastavano i 27 milioni ogni anno che diamo per mettere a posto le strade a Veneto Strade, cosa facciamo? Hanno fatto un comune, 150 milioni per la sistemazione delle strade, in realtà è un bluff, perché sono i 27 milioni che diamo ogni anno per 3, più dei mutui. Quindi la fiscalità ordinaria la usiamo per pagare i debiti della Pedemontana e per fare l'ordinaria manutenzione abbiamo fatto i mutui per dare i soldi ai sistemi territoriali. Per fare la rotatoria dove dell'ospedale di Padova, la rotatoria dei soldi a San Donà, 2 mutui di 2 anni di 50 milioni l'uno. Per sistemare i palaghiacci un mutuo con credito sportivo di 18 milioni. Quindi vuol dire che tu stai usando i soldi della fiscalità per pagare un debito e per fare l'ordinaria manutenzione stai accedendo a mutui. È vero che il rating dell'ente lo consente, ma il mutuo io lo faccio per fare una scuola, non per pagare i busi della strada, che dovrebbe già entrarmi nella fiscalità ordinaria. Quindi il vero tema della Pedemontana è aver ipotecato il futuro del Veneto, aver contratto ogni azione di bilancio, di tutto ciò che elencavi prima. I soldi della Pedemontana sono risorse a libera destinazione, li potevi mettere dove vuoi. Mettendo lì il triplo delle risorse di quelle disponibili vuol dire che tu non puoi finanziarti più nulla. Nulla, qualsiasi voce esistente. Perfetto. Jonathan, dai monti, dal mare, adesso passiamo alla sanità.
Noi a livello nazionale la sanità occupa il 5,7 del PIL nazionale. Noi abbiamo delle regioni che già lo hanno detto chiaramente che loro guardano al sistema privatistico sulla sanità, come la Lombardia. Il Veneto, che tu sai benissimo che per distruggere la sanità pubblica non serve togliere i soldi, basta star fermi, quindi tu la distruggi la sanità pubblica. Il Veneto sta seguendo questa strada, difatti le liste d'attesa si allungano, i costi per qualsiasi visita aumentano, ma secondo te è meglio continuare a finanziare il privato per avere una visita a più breve tempo e pagare qualcosa in meno, oppure investire sul pubblico per tornare a essere una regione d'eccellenza sulla sanità? Io sono perché la sanità debba essere assolutamente pubblica, fermo restando che accordi col privato ti servono per essere, diciamo, un elemento che coadiuva l'attività. Ad esempio, no, se ho una frazione di 2000 abitanti, non posso aprire un ospedale con punto prelievi che sta che sia il privato convenzionato o altro negli esami. Però noi siamo già ostaggio del privato. Intanto la sanità pubblica cuba più privata cuba più della pubblica, perché se noi prendiamo il 30-35% del fondo nazionale che arriva è già dato ai privati sotto forma di convenzioni o altro. Se prendiamo, mi pare che siano, fatemi grazie, i 40 miliardi all'anno in un mondo perfetto, dato scientifico dell'Agenzia delle Entrate dove non esiste il nero, quindi sappiamo che è così, calcolando la prestazione con la schedina sanitaria, 40 miliardi. Se noi mettiamo quelli col 30-35% del fondo sanitario nazionale, già il privato ha superato il pubblico. Il Veneto è da anni che persegue questa strada, cioè vorrei ricordarvi che l'ospedale dell'Angelo di Mestre è privato, dove noi paghiamo gli affitti a muri e macchinari con un affitto crescente, dove quando i mutui prima casa erano l'1%, noi pagavamo molto di più. 2. Il problema della sanità privata è che le convenzioni non sono tutte uguali, quindi in alcuni casi di esami più specialistici, alcuni interventi, c'è una quota di rimborso molto più alta di altri, quindi è evidente che indirizzi il mondo privato verso un segmento. Altro elemento, non è una guerra tra comunisti e iperliberisti di Adam Smith. Però noi dobbiamo dire con nome e cognome che la sanità privata fa concorrenza sleale alla sanità pubblica. Come? Qual è una delle cose che costa in assoluto di più all'interno della sanità pubblica? Il pronto soccorso. Perché ti devono curare chi che ti arriva e curarlo. Che avete mai visto un pronto soccorso privato? Forse uno. Qual è una cosa ad alto costo della fiscalità generale? La geriatria. Avevi mai visto una geriatria privata? No, ti te fa a casa di riposo che se ti ha ricetta 2000 e passa euro, che è la quota più bassa della regione, il rimborso ok, nella provincia di Venezia, devi mettere altri 800-900 euro tu, se no ti paghi tutto te. 3. Quando tu vai in una clinica privata, bellissimo, il medico giovane sorridente, la segretaria accogliente, moquette, fiori. Musica relax. Se quel bambino che nasce ha un problema, tu lo porti in un'incubatrice di ospedale pubblico, perché non c'è la neonatologia infantile nel privato. Tant'è che il Covid ci ha confermato che il brillante San Raffaele di Milano aveva solo 8 posti in terapia intensiva. E quindi per forza il pubblico detta proprio la veneta ciapischei, e le robe che costa e fa sommi, e le robe che non costa. Quindi io credo che non è una guerra tra noi e loro, ma la sanità deve essere uno di quegli assi strategici che deve essere in mano al pubblico, che lavora col privato, pagando il privato, chiedendo al privato di fare alcune cose non concorrenziali. Ma oggi noi siamo già ostaggi. Faccio un esempio: se Montanarero del PD dice poi eliminiamo tutti i gettonisti, domani io mi trovo una folla di gente che mi ricorre dietro con i bastoni e i forconi, perché ormai ci sono pronto soccorsi dove se tu togli il gettonista il pronto soccorso chiude. Se tu stai aspettando per un intervento quello che lì l'anestesista, gli animazionista, quella roba lì, è roba lì senso positivo della professione, quindi tutta quella parentourage, molto spesso sono gettonisti. Quindi io rischio che togliendolo, quello che aspetta l'intervento da un anno, 2, non gli fanno l'intervento e magari la colpa è mia che ho detto togli il gettonista.
E chiudo dicendo che sono arrivati 3 milioni dal piano sanitario nazionale per abbattere le liste d'attesa, e in Veneto, anziché rafforzare il pubblico, diamo 2 milioni e mezzo al privato e mezzo milione al pubblico. Questo è segno evidente di che parte sta la regione. Bene, Jonathan, adesso abbiamo le domande botta e risposta, quindi molto concise. E sulla politica, le persone che hai incontrato, quanto ti hanno fatto crescere, anche persone dell'opposizione, anche del... Tutto, perché quando ti nutri di rapporti e relazioni che siano matchabili con quello che tu pensi o no, sono esperienze di vita che ti aiutano a crescere. Perfetto. E Jonathan, qual è la critica più severa che ti sei mai fatto? A volte dovrei contare di più fino a 10. Nei 5 anni precedenti, tra colleghi, si è instaurato con qualcuno un rapporto di amicizia? Fantastico quasi con tutti, con la Francesca siamo come fratelli, con Giacomo che è sindaco di Vicenza, un caro amico, ma anche con la Chiara, con la Vanessa, cioè insomma sì, un bel rapporto con tutti, anche Perfetto. nelle differenze di vedute, ecco. Certo, beh, quelle ci sono sempre. Perfetto. Jonathan, adesso passiamo a una domanda che ormai ci siamo, fra 3-4 giorni si vota per il referendum. Ma perché dire no alla separazione delle carriere dei magistrati? Qual è il rischio nascosto che non ci dicono? Vabbè, intanto io credo che vada un po' più questa argomentata. Intanto l'Italia ha tanti problemi, tant'è che il PNRR ci riconosce dei soldi per intervenire sulla lunghezza dei processi, il tema della giustizia riparativa, il tema del personale, e noi andiamo a intervenire su un mondo che ha tanti problemi per toccare l'unica cosa che non risolve i problemi. 2. Stiamo adesso lasciando a casa gente che era stata assunta a Venezia 60-80, c'è un'avvertenza in corso che sono scaduti i contratti. Questa riforma indebiterà 150 milioni di euro all'anno l'Italia, o crescente dopo andando negli anni, per pagare la doppia scuola e le 3 corti che ci saranno. Piuttosto quei soldi mettiamoli a assumere gente che fa andare avanti i processi. 3. È una riforma che non è chiara, perché dopo sarà mandato non a decreti attuativi, ma a leggi ordinarie che decreteranno come avverrà. Faccio un esempio stupido: l'estrazione. Come i magistrati sono 10.000, non puoi fare un bussolotto per estrarre uno dei 10.000. Ci sarà una legge che dirà quali requisiti, quanti ne entreranno nel bussolotto, perché e come estrarre. E queste cose non sono chiare. Cioè io, se devo estrarne 10 sul 20 è un conto, 10 sul 1000 è un altro. 4. Ci sono già delle proposte di legge bozza dove dice che non è vero che non vanno sotto il controllo della politica, perché se io ti dico la priorità di quelli che sono i reati che devi seguire, lo scippatore, la violenza, è chiaro che la frode aziendale te la metto per ultima, tu non arriverai mai. Un governo che ha dentro della gente indagata e condannata per la frode fiscale o per i reati, che cosa ti dirà per perseguire quelli? Infatti l'abbiamo visto che hanno eliminato l'abuso d'ufficio. E quindi voglio dire, è evidente che tu darai l'elenco dei reati, non potrei dire a chi, ma darai l'elenco dei reati che saranno perseguiti. E in ultima cosa, io credo che in un mondo dove la giustizia ha tanti problemi, e questa cosa dobbiamo dircela, andare a toccare il mondo della giustizia per tentare di mettere sotto controllo vero e proprio politico magistrale è una cosa che è evidente che, non avendo nessuna cioè, quando la Meloni cita Tor, non c'entra niente, il caso Tortora continuerà a esistere uguale. Cioè, tant'è che vorrei dirvi, vi do un dato, tanto che resta verbale per chi ci ascolta, che quando il CSM, che è il che trovo il dato, emette una... quando il CSM emette una sentenza disciplinare nei confronti di una delle sezioni dei magistrati, il ministro può impugnare questa cosa qui, il ministro della giustizia. Esatto. Dal settembre 2023 a dicembre 2025 sono state emesse 186 sentenze e il ministro ne ha impugnate solo 6. Intanto. 2. Va detto che la sezione disciplinare del CCM italiano è la più severa d'Europa. Abbiamo 42 sentenze di condanna disciplinari, in Francia 9, in Spagna 14, e in Italia di errori giudiziari siamo al 0,12, mentre in Francia è il quadruplo, nel Regno Unito il doppio e negli Stati Uniti è allo 0,44.
4 il tema delle correnti, 2 magistrati su 10 appartengono alle correnti. Cioè, voglio dire, se 2 magistrati, cioè, secondo me la Meloni ha la sindrome della minoranza, che è un po' quella di tutta la destra, perché in regione Serra gli ospedali, per modo di dire, dice, ma voi del PD dite sempre no, mettete la Serrati in ospedale, cioè, voglio dire, ti fa, e quindi anche lei crede che, perché guardate, io vorrei conoscere questi magistrati delle correnti, perché se in 2 la percentuale di 2 a 10 riescono a caratterizzare gli altri 8, vorrei andare a scuola da loro per capire come fanno. Quindi è evidente che chiamandola con molta eleganza, con nome e cognome, questa riforma non risolverà i problemi della giustizia, darà ovviamente un controllo più pulito, che l'ha detto anche, mi pare chi era Nordio o Crosetto, che gli ha detto alla Slime, ma che problemi hai? Domani che governi tu, li controlli tu, può servire anche a Nordio. te. Quindi, sì, no, cioè l'ha proprio detto. E quindi credo che questa riforma costerà tanto agli italiani per non risolvere i problemi degli italiani, sperando che non ci ascoltino bambini. Io la definirei proprio, per quel sistema che deve imparare a contare da 1 a 10, una grande minchiata. Non sei d'accordo anche che il tipo di campagna elettorale che è stata condotta fino adesso è poco rispettosa degli italiani? Non si è mai parlato della riforma in se stessa, ma ti hanno tirato dentro di tutto. E Ma poi loro sono così, vorrei ricordarvi che questi sono quelli che sono andati in Parlamento, parliamo di Bibbiano, cioè sono dei, cioè lo dico proprio con onestà, sono abituati a fare le pagliacciate. Adesso è successo il fatto del poliziotto, io non mi sognerei mai su un dramma anche umano di fragilità, di dipendenza se accertato, di una mela marcia anche su un tema importante come la giustizia, dove c'è gente che muore per 1.200 euro al mese per proteggerci. Questo personaggio inquina una cosa più grande di lui sotto l'aspetto dell'onorabilità. Non andrei mai con una maglietta a dire parlateci dei poliziotti. Loro sono così. Stiamo parlando di un personaggio che dove va cambia la felpa e te passa da prima il nord a non fare la Romea per fare il ponte sullo stretto. Cioè, se ci fossero stati gli italiani del dopoguerra, io credo che loro non sarebbero stati neanche braccia rubate all'agricoltura, perché non se ne sta buoni neanche di ciappare la zappa in mano. Va bene, Jonathan, cambiamo. Sentimento, cosa ti rende davvero ottimista oggi e che cosa invece ti preoccupa sul serio per il domani? Quello che mi rende ottimista oggi è che ho un bambino di 10 anni e non posso permettermi di essere pessimista, perché finché posso, dico lui che viene insomma nel mio cuore, come tutto il resto, lasciargli qualcosa di migliore. Quello che mi preoccupa davvero è la guerra, perché quando tu vedi che adesso la guerra è un conto, ma quando arrivano missili sulle basse NATO, vorrei ricordarvi, ne abbiamo noi qua a Vicenza, vorrei ricordarvi che quando si chiama, quindi questa non è una guerra ordinaria, questa è una guerra fatta di pazzi, di uno che si sveglia la mattina, vede uno che ha il petrolio, che sta antipatico per portare via il petrolio, e un altro che dice che butto 4 missili, tanto male male che colpiscono ospedale, se tutti infedeli potremo occuparli. È una guerra tra pazzi. Quindi non è una guerra come le altre volte, questa è una guerra che te la trovi in casa, cioè non è una guerra Russia-Ucraina che è alla porta dell'Europa, ma sono 2 che combattono. Questa è una guerra che uno si sveglia la mattina, Roberto è amico mio, e siccome io sono contro loro mi arriva un missile. Questa cosa mi preoccupa enormemente, perché se ci arriva un missile ne tocca andare in guerra anche a noi. certo. E oggi abbiamo un tessuto socio-economico in Italia che non reggerebbe una guerra. Cioè oggi chi non arriva a fine mese non mangia più se ti va in guerra. E quindi mi preoccupa anche l'aspetto della tenuta del paese. E dopo sono costretto a essere ottimista, perché ho altri 24 anni di mutuo. Quindi. Io ti ringrazio per aver parlato di guerra, perché è un tema che noi ci teniamo moltissimo, e di pace. E però adesso ti farei un'altra domanda di quelle nostre di solito facciamo. Tu che vorresti dire al tuo partito? Ma al mio partito vorrei dirgli che dobbiamo tornare a fare quello per cui siamo nati, stare in mezzo alla gente, stare meno dentro i palazzi, perché ahimè gli altri possono permettersi di farlo perché hanno una storia che vengono dall'idea di gestire gli interessi di pochi, un po' la storia, no, dei partiti conservatori di destra, ci sta, le loro radici non nascono per quello. Ricordiamoci che una volta c'erano i signorotti, i latifondisti, che anche prima del fascismo andavano in Parlamento per rappresentare quella cosa lì,
e ci sta. Noi nasciamo per fare altro. Io credo che il mio partito, anche guarda, lo dico, la slide, insomma, io lo dico, può anche non prenderlo bene, ma io lo dico. Dobbiamo avere il coraggio anche di cambiare la scelta dei dirigenti politici. Cioè, i dirigenti politici devono essere espressione del territorio. Il territorio lo deve andare a rappresentare uno che viene scelto e votato dai cittadini. Io non può essere che nel mio collegio mi trovo uno di Torino, uno di Roma, uno di Milano. Cioè, come faccio io a dire ai miei di andare a votare se a Venezia... Lo succede anche negli altri partiti, fanno peggio. Però io penso al mio. Come faccio io a spiegare ai miei concittadini di andare a votare per uno che ci rappresenta in Parlamento e mi candidi qua Piero Fassino? O a Vicenza Letta? O la Lorenzina? Io direi al mio partito, torna a stare in mezzo alla gente, incomincia a dargli una bella tirata di giacchetta e butta fuori tutta quella gente che sono troppi anni che è dentro, uno che è a fare il ministro, che vive a Roma, che non vive sul territorio da 30 anni, cosa vuoi che ne sappia della signora che mi ha chiamato oggi che non gli danno la visita psicologica alla figlia e rischia di andare a scuola senza certificazione per l'insegnante di sostegno? Questo con 30 anni di stipendio da ministro e parlamentare e va dal privato. Io vorrei il mio partito tornasse a fare come una volta, a portare l'operaio in Parlamento, che abbia quella voglia di riscatto del territorio, che abbia quella rabbia sana anche di battersi, che porti in Parlamento il migrante, l'operaio dei campi, la vecchietta che non arriva a fine mese, che spiega come fare il bilancio campando una famiglia con 800 euro al mese. Quindi io mi auguro che il mio partito domani incominci a scegliere i dirigenti con le preferenze, come avviene per me, perché io per fare il consigliere comunale o regionale mi devo prendere le preferenze e non è giusto che a Roma venga a comandare uno sulla mia vita che non ha preso neanche una preferenza. È la morte della democrazia. Io vorrei che il mio partito tornasse a battersi per queste cose. Qua ti metto anche gli applausi. Allora, Jonathan, siamo alla fine e come ogni ultima domanda che facciamo ai nostri ospiti, chiediamo: c'è un gesto semplice e concreto che ogni cittadino potrebbe iniziare a fare già domani per migliorare il proprio territorio? E cominciare a seguire, visto che ormai è tutto in diretta, i consigli comunali e regionali, per rendersi conto di chi rappresenta il proprio territorio e premiare chi ha idee più vicine alle sue, per evitare di svegliarsi la mattina a trovare quello che imbarga e dice che vuole la sanità pubblica, invece il giorno prima in consiglio sotto le telecamere da votare quella privata. Quindi cominciare a interessarsi. Siccome in Italia, se devi andare a vedere una partita, tutti quei telefonini sa come andare, devi andare a fare il gioco online, sanno tutti come andare, devi andare a vedere il video proibito, sanno tutti come andare. Stanotte ho finito di fare gli emendamenti alle 2:30 sui social, mi pareva dei pallini verdi, la piazza di domenica, erano tutti collegati. Andatevi a vedere sugli argomenti che vi interessano un po' chi vi rappresenta, come si muove, perché molto spesso io mi trovo a dover spiegare che delle cose sul nostro territorio funzionano male perché qualcuno le ha scelte e questi mi dicono no, ma non è vero, ma quello mi ha detto che voleva il contrario. Quindi bisogna interessarsi di quello che avviene nel proprio territorio. Bene il calcio, bene Netflix, ma bene anche 10 minuti al giorno. Una volta si diceva ai nostri figli: leggi 10 minuti al giorno per invogliarli, seguite 10 minuti al giorno i siti istituzionali. Bene, grazie a Jonathan Montanariello, consigliere regionale per il PD con Regione Veneto, e niente, in bocca al lupo per tutto e grazie mille. Viva il lupo, grazie a voi, buona Grazie a serata te. Roberto, buona serata a Gianluigi. Ciao, grazie. Ciao, Andiamo con la grazie, sigla grazie. finale. Persegui sul filo dell'onda, Radio Nostra che accende la sonda, polpa dolce che sembra un bacio, nocciolo duro diritto in faccia. C'è Davide che incastra le frasi, fa domande che pungono quasi. Roberto rilancia, sorride, scava sotto le frasi tranquille. E alla regia
regia c'è Gianluigi che sorveglia i respiri e i litigi. Un pulsante silenzio sospeso, un sorriso ed è fuoco acceso. Persegui, metti a nudo la politica, dolce come la polpa, critica, duro come il suo nocciolo. Persegui, che ti prende per la giacca, ti fa ridere e poi spiazza qui su Radio Nostra. Eccoci. Entrano i grandi discorsi, tra promesse e numeri corsi, ma nel piatto restano i fatti e le frasi che scappano a tratti. Come mai che non molla la presa? Chi ci guadagna? Domanda sospesa. Ogni ospite sente il calore di una pesca matura al sapore. Persegui, mette a nudo la politica, dolce come la polpa, critica, duro come il suo nocciolo. Persegui, se ti siedi alla sua tavola non c'è scusa che si salva qui su Radio Nostra. Eccoci. Tra una risata e un imbarazzo scivola via ogni velo di ghiaccio. E se una frase rimane strozzata, Persegui torna, la serve tagliata. Persegui, mette a nudo la politica, dolce come la polpa, critica, duro come il suo nocciolo. Persegui, una fetta di verità che ti resta in gola e sa di Radio Nostra. Eccoci qua.